Sabato scorso i 17 sindaci dei comuni tra Padova e Treviso interessati dall'alluvione del Muson dei Sassi e della Venale dello scorso maggio avevano presentato le istanze per richiedere risarcimenti per i cittadini e le attività produttive, nonché interventi rapidi per mettere in sicurezza i due corsi d'acqua. È arrivata la risposta da Roma con un ordine del giorno della Lega approvato nel DL Ricostruzione. Si è ottenuto l'impegno del governo a prendere iniziative per accogliere le richieste dei sindaci sui ristori e sulla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite. Il presidente Zaia ha già chiesto e ottenuto la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori colpiti, hanno dichiarato i deputati trevigiani della Lega Ingrid Bisa, Gianangelo Boff e Dimitri Coin. Le amministrazioni comunali e la popolazione aspettano solo l'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile. Ora servono misure economiche di sostegno, con poteri e risorse al commissario per interventi strutturali. Anche il senatore padovano Antonio De Poli si è mosso. Presenterà un'interrogazione, infatti, al ministro della protezione civile Nello Musumeci per chiedere di definire al più presto le procedure per la richiesta dei ristori, considerando che solo i tre comuni più colpiti, Campo San Piero, Asolo e Castelfranco, hanno subito danni pari a 70 milioni di euro.